Rieccoci insieme, ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovata un po' di tempo che ci mancava, il presidente di CIA Veneto, Gianmichele Passarini, che è anche vicepresidente nazionale della CIA. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, sono diverse le tematiche e le questioni che andremo ad affrontare, ne parlavamo fuori onda, ma un po' il primo tema, anche sollecitati da tanti messaggi che ci arrivano, tante sollecitazioni da parte vostra cari telespettatori relativamente all'andamento dei mercati dei prezzi nell'agricoltura. Voi vi siete espressi più volte su queste problematiche, ci sono dei dati che sono inquietanti su certe produzioni, più che altro per i consumatori. Noi adesso qui ci rivolgiamo sia agli addetti ai lavori, per carità, che ci seguono, che però sanno benissimo di cosa stiamo parlando, perché la marginalità è abbastanza bassetta, addirittura più bassa in alcuni casi per l'agricoltore, ma soprattutto tanti consumatori, siamo tutti consumatori, che sostengono sia impossibile reggere questi prezzi di mercato per frutta e verdura e si rifugiano su altri beni non così salutari, non così buoni. Però c'è un però importante. Cosa sta succedendo, Presidente, nei mercati? Cosa sta succedendo nei prodotti? Piselli, primizie di stagione, euro 4 al chilo, l'anno scorso 3 euro, balzo del 33%, con segnalazioni in realtà molto più caro, si arriva anche ai 5,40 euro. Fa paura. Sì. Diciamo che tutto questo è figlio un po' di quello che è avvenuto in questi ultimi anni, no? Siamo passati dal Covid, poi siamo passati alla guerra, al rincaro delle materie prime, soprattutto quelle energetiche, e tutto questo si è concentrato, si è dannesato, arrivando ad un problema anche di inflazione che si è scaricata totalmente sul consumatore, perché è accaduta, se aumentano i costi di produzione, per forza si devono aumentare i prodotti, e quindi questo ha generato all'interno dei consumatori una forte contrazione, perché sappiamo che poi le tasche dei nostri cittadini sono quelle, i problemi che viviamo noi li vivono anche i cittadini, perché il rincaro delle bollette, il rincaro dei costi energetici l'hanno anche loro, più si aggiunge anche il problema del costo del rincaro alimentare. Qual è l'elemento purtroppo che, voglio dire, è venuto meno? È che mentre per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione i rincari hanno ristorato la parte i prezzi hanno ristorato la parte di rincari che ci sono stati, all'agricoltore purtroppo non è stato riconosciuto nulla, cioè l'agricoltore si è dovuto arrangiare con quello che poteva ed è rimasto praticamente, come si suol dire, no, in mezzo, non ricevendo nulla di ristorno rispetto a quelli che sono stati gli aumenti dei prezzi. E quindi paradossalmente abbiamo consumatori che sono in forte contrazione e produttori che sono veramente in difficoltà, perché a questi prezzi non riescono praticamente ad andare avanti. Se pensiamo a quelli che sono stati gli aumenti del gasolio, se pensiamo all'energia, no, a chi trasforma, avevamo l'energia a 70 centesimi al kilowattora, sì, esattamente 4-5 mesi fa. Se pensiamo a tutti gli input chimici, fertilizzanti, è chiaro che il conto economico per l'impresa agricola non torna più. Però le materie prime hanno avuto comunque adesso un ridimensionamento notevole, ci arriva questa notizia dalle diverse categorie, non altrettanto il prodotto finito, questo è un dato di fatto. Lei come anche vicepresidente nazionale, comunque avendo una rappresentanza molto importante, non si riesce a intervenire nei meccanismi di filiera per far sì che poi comunque tutto il sistema non vada in recessione, perché poi da una parte e dall'altra sappiamo quel che succede, si contraggono, adesso è un momento ancora buono tutto sommato, però dopo si contraggono improvvisamente i consumi e può succedere il patatrac, no? Ma guardi, lei ha centrato il tema dei temi. Allora, noi oggi è vero che c'è stata una riduzione dei prezzi, ma dobbiamo pensare che i nostri agricoltori lavorano per annate agrarie, quindi hanno seminato nei momenti in cui i prezzi erano altissimi, quindi devono recuperare quei costi di produzione. Il tema è, ma noi lo diciamo da tempo, noi di CIA agricoltori italiani lo diciamo da tempo, o noi creiamo un vero patto di filiera, ma vero, non una filiera che tende a scaricare a monte quelli che sono le inefficienze, ma una filiera molto più matura, che tenga conto anche probabilmente di quella che è la parte distributiva, perché il consumatore non può essere non considerato all'interno di questo percorso. E quando parlo di filiera vera, cosa mi intendo? Beh, innanzitutto una filiera moderna che sia in grado di programmare le produzioni e che lavori in un ambito di ripartizione equa di quello che è il reddito. Spesso abbiamo sistemi dove trasformazione
distribuzione e commercializzazione drenano la maggior parte del reddito, e poi a monte, dove abbiamo coloro invece come gli agricoltori, di cui noi rappresentiamo, che fanno il maggior lavoro, cioè ti portano un prodotto sostenibile, voglio dire, in armonia con l'ambiente, sostenibile dal punto di vista ambientale. Pensiamo anche a questa nuova PAC, no, che oggi ci consegna questa forte impronta green, sono quelli che poi alla fin fine non ricevono remunerazione. Allora è chiaro che se tu vuoi avere un governo della volatilità dei prezzi, devi programmare, devi entrare in un meccanismo di filiera che sia una vera filiera moderna, dove tu riesci a produrre ciò che serve anche l'industria della trasformazione, ciò che serve al mercato, ma soprattutto lo crei in maniera poi che ci siano tutte le caratteristiche che servono all'industria, che servono anche ai nostri consumatori, che oggi sono sempre molto più attenti. Chiaro che però non è che puoi andare così allo sbaraglio, perché ormai siamo in un mondo globalizzato, no? Il famoso battito di ali dell'est asiatico è uno tsunami in Europa. O tu appronti questo tipo di percorso, e come lo fai? Devi mettere delle risorse, bisogna scrivere delle regole, bisogna scrivere dei contratti di filiera, e anche qui il pubblico deve, insieme all'industria, deve mettere delle risorse affinché quella parte che non deve gravare assolutamente tutta sul cittadino può essere compensata dal sistema politico, dal sistema del governo. Ecco, ci sono a questo proposito qui, quindi interventi del governo che potrebbero essere necessari, però sappiamo tutte le problematiche che ci sono, perché dove ci sono stati per esempio i carburanti poi li hanno anche tolti perché non era in qualche modo sostenibile. Però si parla di un decreto legislativo 198 del 2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti proprio tra l'impresa della filiera agricola e alimentare. Guardi, io le devo dire sinceramente quello che penso, cioè era una grande norma, sembrava che avessimo risolto il problema dei problemi. In realtà non c'è pratica sleale in un contratto bilaterale, perché se io e lei sottoscriviamo un contratto e siamo d'accordo, pratica sleale non c'è. Però ci deve essere l'accordo. Ci deve essere l'accordo, però allora parliamo di azione predominante, perché quando io ho un raccolto, ho una verdura, una zucchina piuttosto che un pomodoro, che mi scade, e a quel punto lì non ho alternativa, è chiaro che c'è un'azione predominante. Quindi il fattore della pratica sleale, noi in Europa l'abbiamo sollecitato, io sono stato personalmente in Europa, ho parlato con De Castro, ho parlato con Dorfman, ho parlato con il Copa-Cogeca, con il Presidente, gli ho detto dobbiamo rivedere anche la normativa sulle pratiche sleali, perché praticamente va aggiornata, praticamente va rivista, perché oggi così com'è non funziona. Crea un po' di, voglio dire, di sensibilizzazione, questo è importante perché, voglio dire, hai uno strumento, ma questo strumento poi si ferma lì, non ha quella capacità, voglio dire, sanzionatoria o altro. Può essere uno strumento utile, perché insieme ad esempio con la Regione Veneto che avevamo attuato, si parlava allora del latte, delle latterie, questa azione di coinvolgimento, di sensibilizzazione, poi c'è stata una movimentazione dei prezzi. Ma oggi avere una norma che abbia un inizio e una fine, quindi che si tramuti in una vera efficacia, oggi credo che questa norma qua vada comunque rivista. Ecco, c'è in previsione qualche cosa? C'è, noi l'abbiamo chiesto, adesso tenga presente che in Europa deve partire tutto da là, ci sarà il cambio del governo, quindi probabilmente i lavori si fermeranno, ci saranno nuove elezioni. Però noi l'abbiamo chiesto, noi al Copa-Cogeca, che è il sindacato, diciamo, che raggruppa tutte le associazioni di categoria a livello europeo, dove C Agricoltori Italiani è presente, abbiamo chiesto di mettere all'ordine del giorno una discussione anche della normativa delle pratiche sleali. Che quindi questo però è tutto in divenire. Invece ha avuto opportunità di avere diversi incontri istituzionali, abbiamo anche delle foto in piazza con il senatore De Poli per esempio, ma anche con altre figure istituzionali politiche. Allo scopo di che cosa? Quindi spieghiamo da chi non era presente, ai cittadini, qual è anche l'attività che svolgete? Ma noi svolgiamo tantissime attività, siamo un sindacato d'impresa, quindi rappresentiamo gli agricoltori. Devo dire che rappresentiamo anche buona parte della società civile,
perché lei pensi a tutte le persone che gravitano attorno alla nostra organizzazione, anche per quanto riguarda i servizi alla cittadinanza. È chiaro che noi ci facciamo tramite, siamo un corpo intermedio, quindi ci facciamo tramite di quelli che sono i disagi dell'impresa della cittadinanza rispetto alla politica. In che maniera? Denunciandola, no, ma anche cercando di dare delle soluzioni, cercando di sensibilizzare i temi che possono essere a volte quelli della difficoltà dei prezzi, piuttosto ad esempio quello di come riusciamo ad affrontare tutto il tema dei cambiamenti climatici, della fauna selvatica, cioè tutte le varie tematiche che oggi impattano in maniera forte sui nostri agricoltori e spesso li mettono in difficoltà, dove basterebbe trovare una sintesi, trovare delle norme che ci aiutino a sdoganarci, a darci, no, quell'importanza, quel ruolo fondamentale che oggi abbiamo nel sistema, nell'ecosistema, in questo caso regionale, no, Veneto. Assolutamente. Prima lei accennava alla PAC con una svolta green, anche per gli agricoltori questo aspetto green che bisogna darsi è più costoso. Come per tanti altri ambiti. E perché, tra l'altro? Ma guardi, noi abbiamo un grande progetto che è quello del Green New Deal, cioè un progetto che è stato coniato con 1.000 miliardi di risorse, dal quale poi sono nati insomma tutti i filoni del PNRR, e la PAC viene fortemente condizionata da questo approccio green dell'Europa. È chiaro che però noi ci troviamo ad affrontare un percorso che non deve essere affrontato in maniera così tout court, ma va calato in maniera attenta, perché la tenuta economica delle nostre aziende deve essere assolutamente in linea con quella che è la tenuta ambientale ma sociale, e quindi il rischio oggi di fare delle operazioni, soprattutto anche attraverso una riduzione di quelle che sono le risorse, perché comunque il contributo PAC, che prima era di una certa cifra, oggi è di una cifra molto inferiore. Riesci a ottenere risorse se tu compi alcune condizioni, no? Quindi produci non utilizzando determinati fitosanitari, se rispetti ad esempio determinate rotazioni, se fai delle buone pratiche agronomiche, e questo costa. Cioè oggi costa, e quindi il costo qualcuno lo deve ristorare, altrimenti rischieremo che l'agricoltore a un certo punto non trovi più motivazione nell'avere un approccio green, per poi andare sul banco e non ottenere quello che è la remunerazione dovuta, e quindi rischio di perdere poi tutta quella che è l'importanza del ruolo dell'agricoltore. Allora, noi guardate, abbiamo circa, ormai è passato un mesetto, ma abbiamo visto cosa è successo in Emilia-Romagna. Sì. L'Emilia-Romagna ti sta ad indicare che se non hai l'agricoltore che manutente il territorio, poi possiamo discutere se... dopo andiamo anche nello specifico. No, c'è stata una grande bomba d'acqua, c'è acqua importante, ma probabilmente c'è anche una responsabilità per quanto riguarda la gestione territoriale. Allora, bisogna sempre più riaffermare il ruolo dell'agricoltore all'interno di questo sistema, e lo fai, non dico finanziandolo, ma supportandolo economicamente, altrimenti, signori, chi è che gestisce i prati? Questi bei meravigliosi habitat che noi abbiamo, che ci giriamo attorno, è l'agricoltore che quotidianamente alla mattina, quando si alza, facendo il suo lavoro, fa anche questo, spesso non percependo remunerazione rispetto a quello che dona in termini di ecosistema alla società. Quindi vede, è molto complessa la questione. Intercalare una PAC così, in maniera tout court, senza calibrarla, senza calcolare quali sono gli impatti economici che può avere sull'agricoltura, il rischio di perdere l'agricoltura stessa. Infatti, assolutamente. Il problema è proprio sempre questo di questa filiera intermezza, che ci deve sempre guadagnare, no? Per cui va bene, si riconosce di più allora l'agricoltura, salvo poi che si arriva ad un prodotto finito che ha dei prezzi esorbitanti, perché c'è sempre in mezzo questo problema di una filiera lunga, dove ci sono tante pedine non precisamente identificabili. Non penso che sia solo il venditore finale a questo punto, che ci devono guadagnare tutti. Però allora, l'accordo diretto che avete proposto più volte voi, con la valorizzazione del prodotto territoriale anche alla grande distribuzione, è fattibile? Si è attuato? Potrebbe essere una possibile soluzione o no? Diciamo che l'agricoltura... Quindi bypassando il sistema, però allora, adesso si può fare. Dobbiamo sempre capire anche le dimensioni. Abbiamo visto che dove ad esempio c'è una filiera corta, cioè dove i nostri produttori
penso pensi ad esempio a quelli che fanno la spesa in campagna, quelli che portano i loro prodotti direttamente ai mercati, abbiamo visto che la valorizzazione del prodotto è più efficiente, cioè si riesce a spuntare quel prezzo maggiore, o meglio, si riesce ad abbattere meglio quelli che sono i costi, perché appunto non ci sono passaggi. Poi ci sono i grandi sistemi produttivi che riguardano, voglio dire, i mercati, che riguardano la grande distribuzione, e quelli è difficile, sicuramente devi avere un accorciamento della filiera, però devi avere una normalizzazione della filiera, devi avere una filiera, voglio dire, che si dia delle regole e non siano sempre quelle della logica del più forte rispetto al più debole. Perché? Perché poi ci sono i numeri, perché poi c'è la produzione di massa, noi abbiamo bisogno di andare sui supermercati, quindi vede, sono due elementi che non vanno in contrapposizione l'uno con l'altro, ma sono due elementi di quella che è il sistema, voglio dire, dei consumatori, il sistema nostro economico produttivo. Lo ripeto, va trovato un accordo di reciprocità, cioè non può esserci uno sfruttamento a monte rispetto, voglio dire, un maggior realizzo dei costi. Oggi ci sono i prodotti, i consumatori stanno pagando i prodotti in maniera vergognosamente alta, probabilmente complice anche l'inflazione, complice tutto quello che vogliamo, a monte però, a valle, i nostri produttori non percepiscono quello che è il ristorno di quanto dovuto. Allora domandiamoci a questo punto se questa è una filiera matura. No? Esatto, dove sta il problema, perché qua assolutamente non si torna. Noi stavo guardando altri dati relativamente a quello che lei sta dicendo e sono dati veramente spaventosi, perché i conti non tornano sostanzialmente, quindi non sono congrui rispetto a quello che dovrebbe guadagnare a fronte di maggiori spese l'agricoltore stesso. Torniamo su questi temi, vediamo ce ne sono anche tanti altri, anche ne ha accennato. Volevo solo aggiungere lei. Una piccola chiosa su quello che ha appena detto lei, con il rischio che il nostro Made in Italy verrà meno, perché non più sostenibile per le tasche dei nostri cittadini, e apriremo alle importazioni, quindi troveremo nel banco dei supermercati sempre più frutta che verrà dall'estero, sempre più ortaggi che verranno dall'estero. Chiediamoci se questo è sostenibile. O forse se si vuole arrivare a questo. Oppure se si vuole arrivare a questo. Allora, che cosa scegliete voi? Anche se è un prezzo più alto il prodotto nostrano, oppure quello estero, oppure bello, allettante, tutto con un prezzo più basso? Punto di domanda, vedete fare delle vostre considerazioni, noi torniamo a parlare di questo, ma anche di altre problematiche relative al settore dell'agricoltura tra poco, dopo la pubblicità.